Bella raga, ciao a tutti dal Commendone veneziano. Allora siamo alla gara di Le Mans, previsto nuvoloso, non pioggia teoricamente. Vediamo di cercare di fare una gara positiva in un tracciato che non sono riuscito a trovare un setup corretto. Tratto di Dai saperle Pioe, interpretare meglio di tutti. veramente in difficoltà oggi. Go, go, go. Questa è una gara purtroppo poco favorevole per noi. Vediamo di far bene magari in gara, visto che nelle sprint abbiamo sempre difficoltà. Aia. Subito un avvertimento. Buona partenza però, buona partenza. Abbiamo già 2 avvertimenti però. Dai, pompa, Cume, pompa. Non ho fatto niente però stavolta. Ma cosa dice? No, vabbè. Inguardabile. Gli avvertimenti gara sono fastidiosi però, perché certi proprio non li capisco. Dai, dammi anche questo di avvertimento. Merda. Il Cume si vede che è bello arrogante. Saranno 9 giri da panico. Vada. Qua me lo becco sicuro, credo. Sì. Qua anche giusto. È l'unico giusto questo che mi arriverà. Prepariamoci al flag to flag, alla penalità. Sì. Giusto così. Ho fatto il primo giro troppo aggressivo e me lo merito. Cerco di togliermelo subito, che purtroppo non posso farlo in maniera automatica, anche se io ho selezionato automatico. Non chiedetemi perché, ma è così. Un Cume troppo aggressivo. No, io sta roba, ma se ho messo automatico, perché non me lo fai fare automatico? Cioè, ma puttana miseria. No, io non impazzisco. Io ho detto, mi scuso che uso il flash cazzo ancora per ste robe, ma non è possibile, non è umanamente possibile. E non me lo dà automatico, cioè. Non me lo dà automatico, ma io ho selezionato automatico la Madosca. E comunque mi rimangono 3 avvertimenti, che bello. Proprio se mi spiegate il discorso del long lap perché non me lo dà automatico, sto stronzo di gioco. Sarà durissima adesso. Ero nono, cazzo. Siamo 17esimi. Vabbè, ancora avanti. Sì, vabbè. No, non ne vengo fuori qui alle mani, Non ne vengo fuori qui alle mani. Ancora long lap. Do coglioni. Non ho proprio le misure qua alle mani. Però il prossimo lo faccio tra un po'. Pazzesco, beffa atrocissima.
Ho 2000, no, non lo faccio adesso. Non sto neanche guidando iper male, è che sono una pippa atrocissima. Vabbè, però mi si mettono continuamente in mezzo, però basta. Ripeto, non stiamo guidando malissimo, è che stiamo ammazzando la gente. Questo è un po' il problema, che non è un problema da poco purtroppo. No, lungo. Salvato. No. Mamma mia. Non c'è scampo con sti penalità. Io però voglio fare un flag to flag, cazzo. Speriamo che ci possa capitare. Ok, finalmente un sorpasso pulito. Aia. Ah, taglio pista mi ha dato. Mamma mia. Che fatica, raga, che fatica. Ma almeno avere no, dai, questo non sopporto. Ecco, questo mi sta sui coglioni, ma non ho guadagnato niente qua. Troppo fiscali. Troppo fiscali col Kuma. Non vogliono far tornare il Kuma al competitivo. È dura. Oh. Ocio, qua ho proprio sbagliato io la curva. Dopo questa gara non positiva per noi, Le Mans è un disastro. Pago anche una qualifica orrenda perché al prossimo giro forse faccio il... Ah, no, guarda. Faccio anche ho il fastest, non so come è possibile, ma ho il fastest. Quindi sono anche abbastanza veloce. Non so come. Probabilmente il livello potrei anche alzarlo, è che devo migliorarmi nelle penalità. No, ma dove, dai, no. No, vabbè, vergognoso. Tengo così con le penalità massime. Va a cagare, mi nervosisco dopo. Però è vergognoso. È vergognoso. Come l'ho rispettato? Ho 3 secondi di penalità. Vabbè, grazie. Pensavo di avere questo giro qua ancora, invece niente. Bene. La zona punti è praticamente impossibile oggi. Aia. Gara veramente difficile per noi qui a Le Mans. Larghissimo qua. Guida pericolosa. Meno male che non è andata a me. Pensavo di poter andare adesso, ho sbagliato i calcoli.
One disaster per veneziano, one disaster. Una prima stagione che è un test, per carità, però andiamo avanti così rischiamo di perdere comunque una buona moto come questa, che non è sicuramente una moto brutta. Ma dobbiamo crescere tanto, raga, dobbiamo crescere tanto. E soprattutto non cannare le qualifiche se possibile. Questa è una curva pericolosissima, infatti in qualifica è qua che perdevo tanto. Nostri 3 secondi di penalità. Aspetta, non devo far limiti o altre robe perché sennò rischio un altro lap, long lap. Calma, calma. Che scodata. È un cubettesissimo quello di oggi. Sa che sarà duro andare a punti perché ho una spada di Damocle importante, sti 3 secondi maledetti. Ho anche paura di sbagliare, però sto anche recuperando, vedi, senza traffico recupero. Two laps remaining. Se l'ho presa bene. È che ho anche poco tempo per giocare, ragazzi, quindi riesco a prendere la mano velocemente. Questa è la curva odiosa, questo cambio di direzione e dipendenza che mi dà problemi. Speriamo di riuscire a finire comunque in top 15. Che brutto errore, che brutto errore. Larghissimo, larghissimo. Sto facendo veramente quello che posso, ma lei è dura. Cadute non ne abbiamo davanti, purtroppo. Ci vorrebbe qualche yellow flag. Noi sappiamo dal prossimo anno che non abbiamo più possibilità di fare flash cut. Non riusciamo a prendere quelli davanti, purtroppo. No. E qua mi vengo anche al long lap, quindi al 100% fuori da tutto. Che brutto errore, proprio l'ultimo giro, male. Male. Eccoci qua. Che non riesco a fare sto long lap, ma io non... Ma che cazzo, ma perché? È una roba di un fastidio. Sto long lap è una roba.
Eccoci qua. Sì, per i long lap me lo tengo però il flash, perché io li voglio automatici, non me li danno automatici, mi dà proprio fastidio. Vabbè, fuori dalla zona punti, malissimo, un weekend da dimenticare qui alle mani. Comunque era impossibile anche senza long lap, terzo long lap, secondo, sì, terzo in realtà, perché uno non l'ho scontato. E finisce qua, nel peggiore dei modi. Ma cosa esulti? In attesa che la regia ci porti al parco chiuso per Finiamo incontrare i protagonisti di oggi, diamo una rapida occhiata alla classifica finale penultimo, della gara MotoGP. mamma mia. La classifica ci vede quinti a 65 punti dietro Marquez, ma l'è dura, l'è dura, l'è dura. Ah, Dio mio. Qua ci abbassiamo un po'. Beh. Vabbè. Siamo alla gara sprint di Silverstone, incredibilmente sole sia in qualifica che nelle prove, anche per la sprint e per la gara è previsto sole. Siamo 12esimi, quindi almeno siamo riusciti a superare il Q1, però è dura, è dura, è dura. Abbiamo una temperatura dell'asfalto non... insomma, sui 36 gradi, quindi voglio rischiare medium in una gara che anche questa non è tra le mie favorite. Dai raga. Devo avere pazienza e torneremo grandi, ci vuole tempo. Vai, 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 vai. Partenza ovviamente orrenda. La 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 la. Subito un track. Però sono più uomo da gara io che da qualifica. Guarda che non sono partito bene in gara però. Yellow flag, oddio! Sorry. Non mi aspettavo un contatto del genere. Non me l'aspettavo proprio. Chiaramente arriva altro avvertimento. Tutti mi odiano nel paddock. No, ai, sì. Subito long lap. Giusto così. Infatti tutti mi odiano sempre di più, c'è proprio un odio continuo contro Veneziano, perché dicono che è troppo pazzo. Adesso mi devo un attimo ambientare, faccio non adesso il long lap, lo faccio il prossimo laps. Palle, però tanti errori faccio ancora. Bella questa, bella mossa però qua del talentissimo. Io delle gare da proprio in gara vado bene, che strano che sono. Oh, c'è qua proprio una cosa un po' complicata. Devo capire anche dov'è il long lap, però attenzione, qua se le danno. Sorry. Anche la traiettoria degli avversari mi hanno un po' rimbambito. Ripeto, il livello può essere anche più alto. Il problema è che c'è troppi errori, troppi long lap, è questo che mi porta a stare ancora così. Facciamolo adesso, va. Ah, adesso automatico! Ma perché adesso automatico? Ah, forse devo arrivare nel momento giusto alla velocità minima. Penso sia quello, raga. Forse abbiamo capito, raga. Forse è quello. Adesso andiamo a prenderci la sprint. Sorry guys. Proviamoci.
Tante scodate, però tante scodate. Aia, aia. Lungo, lungo, lungo. Niente da fare, ragazzi. Troppi errori faccio. No, questo però non l'accetto. Qua non c'era non ho assolutamente tagliato. Guarda, in quanti se la stanno dando però di santa ragione. Gara scorbutica qui a Silverstone. Ah. Ho bisogno di punti però, Fiori. In verità quest'anno tutti mi chiedono solo top 15, quindi fa capire che ci siamo. Stiamo facendo il nostro quasi sempre. No, qua non puoi darmi... No, vabbè, però qua direzione gara fai schifo. Guarda. Io capisco quando tampono, ma quando non taglio mi dà fastidio perché non ho mai tagliato neanche là. Vai. Di qualche punticino però, Fiori. Aia. Dai, come devi dare tutto, cazzo. Servono punti. Un bel passaggio. Molto bene, molto bene. Dai. Perché non siamo assolutamente costanti nei giri. Facciamo un giro bello, 4 brutti, 2 belli, 3 belli, 2 brutti. Comunque non abbiamo amici nel paddock. Questo è abbastanza palese. Bella questa, bello sto esternazzo. Bellissimo sto esternazzo, dai che ogni tanto ci siamo. Boom. È incredibile come in gara riesco a fare il fastest perché ho il punto di riferimento degli altri piloti. È quello che mi diceva in qualifica. Quindi come livello siamo anche più alti di quello che siamo. Il problema è gli errori, i long lap e la qualifica che le sbagliamo perché non abbiamo punti di riferimento. Siamo pippe atroci. No, no! No, non puoi darmi la penalità però, dai. Non l'ho beccato io. Ok, che cazzo, penalità Mir. Cioè penalità, avvertimento. Godo. Possiamo fare punti, dai che possiamo fare punti oggi. Ce li meritiamo i punti. La moto è buona, la moto è buona. È il Kuma che non è buono. No? No, abbiamo. Buono, 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 buono. Pompa, Kuma, pompa. Senza fare errori. Guarda come usciamo bene qua. Sensational Kuma, sensational.
Dai, i piedi del podio nella sprint va benissimo. Grandissima prestazione di Veneziano, sì. Ottimo Kuma. Mentre i Facciamo una piloti gara compiono bella, il una giro di brutta. rientro, vediamo insieme la classifica. Comunque sto stampando fastest su fastest, it's incredible. Raga, facciamo anche la gara così, facciamo un video lungo, ma poi abbiamo le possibilità di fare la stessa gara, sprint e gara, senza fare così che mi dà un po' fastidio di fare Un la saluto sprint di una e la gara di dall'Inghilterra a un'altra. tutti i fan del moto. Le camere ci portano sulla griglia di partenza dove piloti ancora pochi istanti Vai ed raga. inizierà il... Go, go, go. E adesso dobbiamo fare anche una bella gara normale. No, 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 no. Grande partenza, grande partenza. No, vado lunghissimo, non capisco il perché. Guida pericolosa anche qua, non capisco il perché. Vale. Anche se prendiamo la mano possiamo fare grandi cose. Poi va superato bene qua. Ocio, ocio, ocio. Oh, lunghissimo. Calma, calma. Tanti errori del trentissimo. Eccola là, per voler esagerare. Dobbiamo ricordarci tutti sti errori, tutte ste gare, perché dal prossimo anno non possiamo fallire. No, va, Dio, va, ma guarda che bastardone. Mamma mia. Qua mi dà un limite pista che non ha senso. Un limite pista senza senso proprio. Vara. Guarda come la chiude bene. Qua qualcuno va lungo. No, long lap. Proprio Marquez, godo. Vedi che anche loro lo prendono. Attenzione Marquez, guarda come si mette in mezzo. C'è la lotta chiaramente con il mio compagno di squadra. E me lo dà a me, ma vai. Sempre chiaramente protetti i fratellini. Ocio, bravo, dai. Dai che siamo in gara. Questa è una curva che posso superare bene. Mamma mia quanto ho rischiato qua.
una bella curva. No, no, questo non l'accetto, scusate. Questo non lo accetto. No, non è possibile. Poi. Scusate, ma questo taglio di curva non l'accetto. Voglio vederlo anche. Ma dov'è? Ma dai, guarda, ho guadagnato molto, ho guadagnato. Ho guadagnato, ma fancuore, va. Scusate, ma a tutto c'è un limite. Tanto. È la stagione test e ce ne sbattiamo i maroni, ma non puoi darmi un limite così. Ah, adesso mi dà, adesso me la dà. Ma lasciamo perdere, lasciamo perdere. Difficilissimo, veramente, le penalità sono bestiali. Lightyear mi odia, ragazzi, eh. Ok, ho solo una. Lightyear mi odia. Dai, provaci Kume. Tanto un long lap al 90% ce lo becchiamo. Buono, buono. Ragazzi, siamo vicini al podio. Sicuramente andiamo meglio in gara che in qualifica. Proviamo a spingere. Perché abbiamo la spada di Damocle che basta un errore ed è penalità. Anche se abbiamo visto che possiamo fare long lap automatico, dobbiamo arrivare molto lenti in entrata. Mancano ancora tanti giri però, La gara è ancora eterna qui a Silverstones. Perché è Stones, ragazzi, non è Stone. Senza errori posso aumentare la difficoltà anche del 10%, secondo me. No, 10 vari no. Però. In realtà sono giusto comunque anche market, cioè nel senso, questo è il valore della moto. Mamma mia, grande Kume. No, no, non puoi darmi penalità, però è lui che è arrivato. Vediamo bene. Vediamo se è stronzo. Se è stronza la direzione gara. Lungo. Guida pericolosa per me, raggio. Però ho perso la posizione. Lungo qua. Sì, ma la Miraggio è incazzato. Limiti di pista anche. Rischia anche lui forse il long lap, speriamo. Bella gara oggi, bella gara. Alla fine in qualifica c'è passo a Silverstone. C'è in gara, scusate. Three laps, remaining. Abbiamo ancora dei bagliori di Kume. Ecco, appena detto. C'è ancora tanto da lavorare per non avere più flash cuts. Ma qua la rischio.
se mi dà la penalità me la merito. Perché anche perché facciamo tanti giri, con meno giri sicuramente ho meno probabilità di cadere, ma voglio fare almeno i 7-8 laps sinceramente. Molto dura raga, molto dura, ma dobbiamo tentare l'impresa del podio. Non è così impossibile il podio irridato. Occhio. Dai, dai, dai. Miraggio è vicino. Sarebbe importantissimo sto podio. Ed è fastest. Incredibile questo fastest. Qua là. Mi manca ancora tanto però. Devo lavorare molto perché il prossimo anno, fioi, non abbiamo sti lussi. Nelle mani ho dei buoni giri, però da troppi errori. Non va bene, non è ammissibile tutti questi errori, non sono ammissibili. È iniziato il penultimo giro. Questo è un errore gratuito. Buono. Proviamolo. Mamma mia. Inizia l'ultimo giro. No, narca miseria. Speriamo bene. Siamo secondi, raga. Incredibilmente, che gara, che gara. Siamo a metà dell'ultimo giro.
niente, sta curva non mi viene. Ho fatto 3 riavvii, quindi un secondo posto un po' così, però dai, fa esperienza in questo test season 1. Bagnaia sta andando a vincere alla grande, meritatissimo, bravo Ban. Yellow flag adesso, yellow flag adesso. No, ho perso alla fine il podio, forse ho perso il Con podio. la fine della No, gara della sì, MotoGP si chiude dai, anche manco questo male, lungo weekend di terzo. gara. Non ci resta che vedere insieme la classifica. Mamma mia, forse però ho perso i punti necessari per stare davanti, incredibile Spostiamoci la al parco Marquez. chiuso dove il terzo classificato ha appena raggiunto Buon gli altri podio però, che piloti. gol Forse la all'ultima speranza curva. era di puntare alla vittoria, ma con avversari del genere oggi c'era veramente poco da fare. Bravo, dai, bravo, va bene, va bene. Ai ai ai. Ecco, salire sul podio i primi 3 piloti classificati sono stati tutti e 3 veramente bravissimi, ma Sì. è festa per Bagnaia che Grande ha messo Cooper. il suo sigillo sul Gran Premio. Una gara fantastica. Buono, vabbè. Oh, pilota lì. Perfetto, godo. Bene. Non superato, vabbè, per l'ultima curva. Ah, fa culo. Seleziona. Vai. Ok, prossima tappa ad Aragon. Raga, un saluto del comandone veneziano. Cos'è qua? Scusa. Vediamo un attimo. Vediamo sta cosa qua. Sì, mi fido. La moto non è andata male oggi. Ok. Qua. Grazie. Ok. Va bene. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao.